Bene, eccoci qua con il capitano Andrea De Cecco, grande vittoria, grande soddisfazione, un 2-0 che ci sta tutto, siamo nei playoff. Cosa vuoi dire di più? Diciamo che l'obiettivo che ci eravamo prefissati all'interno dello spogliatoio è stato raggiunto, quindi siamo soddisfatti e contenti per la piazza, perché dopo la rinascita, diciamo, era doveroso, almeno dopo questi primi anni, rientrare nella corsa ai playoff e quindi tentare il salto. Sì, noi siamo con questi 3 punti a quota 49. L'anno scorso abbiamo chiuso a 46, perciò abbiamo anche superato questo record di punti e abbiamo un'altra partita davanti, che ai fini dei playoff è ininfluente, però chiudere bene è importante. Assolutamente sì, infatti sono un po' rammaricato, per non dire brutte parole, in quanto con l'ammonizione che ho preso ingiustamente, avendo io preso il pallone, sono stato ammonito e quindi dovrò saltare l'ultima, e ovviamente siamo nei playoff, però la migliore posizione garantisce la partita in casa, e quindi spero che, mi dispiace mancare, però sono sicuro che i miei compagni riusciranno a dare il meglio a Vittoria. Li seguirai comunque. Vabbè, per forza. Sì, avete previsto in caso di vittoria qualche festeggiamento o siete stati prudenti e umili? No, siamo umili e consapevoli che le qualità ci sono, quindi ne riparliamo a fine corsa. Bene, grazie Andrea.